Nel pubblico impiego siamo quelli che hanno gli stipendi più bassi. Le dico, un collaboratore scolastico guadagna 1.050 euro al mese, un docente di scuola primaria 1.250. Il personale scolastico è in agitazione. Potrebbe essere il primo sciopero di un settore pubblico dell'era Draghi. Mentre le segreterie nazionali dei sindacati sono impegnate in un tentativo di conciliazione a Roma, davanti all'ufficio scolastico regionale del Veneto, in via Forte Marghera a Mestre, un sit-in proclamato da CGIL, UIL, SNALS e Gilda. Le risorse stanziate nella legge di bilancio per il rinnovo del contratto sono giudicate assolutamente insufficienti. C'è un capitolo che parla di valorizzazione del personale docente e mettono a bilancio una cifra che è di circa 11 euro al mese a testa, però non è destinata a tutti i docenti, è destinata solo a quelli, è scritto letterale, che hanno mostrato particolare dedizione nella funzione docente. È qualcosa di vergognoso, soprattutto se si considera che tanti soldi sono stati buttati via, le famose mascherine a mutanda inutilizzate, i famosi banchi a rotelle, nella scuola sono stati buttati via la scuola d'estate posso dirlo, perché d'estate i ragazzi devono staccare, non devono andare a scuola. E ancora, in Veneto ci sono attualmente 1 migliaio di collaboratori scolastici che garantiscono il protocollo di sicurezza anticontagio. I loro incarichi termineranno il 31 dicembre. Se non cambia la manovra, il 6 gennaio non torneranno a lavorare. Altre richieste sono la riduzione del numero di alunni per classe e per istituzione scolastica, la stabilizzazione dei precari con almeno 3 anni di servizio e dei docenti già di ruolo. In Veneto noi purtroppo non siamo stati nemmeno in grado di consegnare tutti i ruoli messi a disposizione, un po' perché i concorsi non stanno uscendo e quindi non abbiamo personale quindi abilitato e quindi da poter mettere in ruolo. Sono circa 17.480.